Venerdì pomeriggio un'operazione dei carabinieri ha portato all'arresto di Fabio Godino, 62 anni, noto a Chioggia per i suoi precedenti per spaccio di droga. Tre mezzi dei carabinieri, tra cui un'unità cinofila, sono stati visti entrare nel palazzo più alto del quartiere, in Viale Veneto, al civico 28, poco prima delle 17. Dopo circa 2 ore le forze dell'ordine sono uscite dal palazzo con l'uomo in custodia. L'ultimo arresto di Godino risale al marzo 2018, quando la polizia aveva fermato una donna di nazionalità albanese che trasportava 1 chilo di cocaina. Dalle indagini era emerso il collegamento con Godino, trovato in possesso di 2 etti di cocaina e di una grande quantità di denaro. All'epoca l'uomo era stato condannato a 4 anni ai domiciliari, tuttavia la decisione del tribunale sembra aver influito sul fatto che Godino fosse anche un consumatore abituale. Il primo arresto di Godino risale al 2005, quando nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza sul traffico di cocaina con la Spagna. In quell'occasione l'uomo aveva patteggiato una pena di 3 anni e 10 mesi. Al momento le autorità non hanno rilasciato ulteriori informazioni sull'arresto di Godino e sulle eventuali accuse a suo carico. Tuttavia il fatto che l'uomo sia stato portato via in manette lascia supporre che si tratta di un arresto importante per le autorità. Il territorio cludense, infatti, è da tempo al centro dell'attenzione delle forze dell'ordine per il problema dello spaccio di droga. Si spera che l'operazione di venerdì possa rappresentare un passo avanti nella lotta contro il fenomeno. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.